La voglia di indipendentismo veneto nasce da una giustificata rabbia, indignazione. La rabbia veneta trova comprensione nelle parole del ministro Alfano che, insieme al suo nuovo centrodestra, sta vivendo la prima battaglia per le elezioni europee. Una battaglia in cui i fermenti di ribellione delle regioni del nord-est trovano spazio, scaturiti come sono dalla drammatica pressione fiscale e dalla soffocante burocrazia dello Stato centrale. Io ho riunito i prefetti del Veneto poche settimane fa, ho toccato veramente con mano la difficoltà in Veneto, però l'unica risposta è la risposta di governo, cioè solo una risposta concreta può frenare questa voglia di indipendentismo. Le ragioni sono molte e diverse. Su alcune questioni, mi riferisco alla sicurezza urbana, all'accattonaggio a Padova, a una serie di reati che vengono commessi in Veneto, occorrerà fare anche con i sindaci una legge che preveda sulla sicurezza e sul decoro urbano delle scelte molto importanti. Parla Alfano di quella regione, il Veneto, che per decenni è stato proprio il serbatoio elettorale per eccellenza dell'area centrista dell'arco istituzionale. Oggi la balena bianca è molto più dispersa nei voti, con forti simpatie crescenti anche per chi rappresenta lo scontento. E dunque la ripresa economica diventa chiave centrale di dialogo e l'impresa è il pilastro su cui si incentra l'azione di governo. È allo studio un regime di semplificazione delle assunzioni e dei contratti di lavoro in generale. Abbiamo già smontato un pezzo della Fornero, ma vogliamo andare oltre, vogliamo andare avanti. E l'altra questione è il federalismo, soprattutto per quanto riguarda i costi standard. La nostra proposta forte sarà quella di applicare i costi standard non solo alla sanità, ma a tutta la pubblica amministrazione.